San Donà e Martellago con più di 15.000 abitanti, Pianiga e San Stino di Livenza. Sono questi i 4 comuni della provincia di Venezia che il 14 e 15 maggio eleggeranno nuovo sindaco e il consiglio comunale. Il turno di ballottaggio, in questo caso solo per 2 comuni, sarà eventualmente il 28 e 29 maggio. A San Donà di Piave, dopo 2 mandati, il sindaco Andrea Cereser ha fatto sapere che non sarà in consiglio, ma non è ancora detta l'ultima parola. 3 i candidati al momento. Francesca Zottis di centrosinistra, che ancora non ha deciso se si dimetterà dal consiglio regionale durante la campagna elettorale. L'avvocato Alberto Teso per il centrodestra, appoggiato da 4 liste, mentre il terzo polo sosterrà la candidatura di Carlo Fantinello, ex sindaco di Fossalta di Piave. A Martellago, Alessio Boscolo, attuale consigliere appoggiato dal centro-sinistra, è il primo sfidante del sindaco uscente Andrea Saccarola, appoggiato invece dal centrodestra. A Pianiga, per il centrodestra, si ricandiderà con ogni probabilità il sindaco uscente Federico Calzavara, mentre per il centro-sinistra ha già annunciato la sua candidatura Silvia Coppetta Calzavara con la lista Pianiga Insieme. Si vocifera però anche di una possibile candidatura dell'ex sindaco, attuale assessore Massimo Calzavara. Infine, a San Stino di Livenza si profila una sfida a 2, forse 3. Intanto la Lega presenta il consigliere uscente Gianluca De Stefani, nel centro-sinistra si cerca invece l'erede del sindaco Matteo Cappelletto che lascia dopo 2 mandati. Potrebbe trattarsi del vice sindaco Stefano Pellizzon, ma manca ancora l'ufficialità.